Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la solennità della Madonna della Guardia, conceda al Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore Gesù, andate in pace. visita che ha avuto Elisabetta incontrando Maria, un sussulto nuovo nel nostro cuore per vivere con più forza la nostra fede, i nostri valori.
sempre.